Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG, venerdì 25 settembre. Subito allora la cronaca, come sempre in primo piano. Vi parliamo di due vicende di persone scomparse. La prima è il ritrovamento fortunatamente vivo, adesso trasferito in ospedale, di un anziano che era scomparso nel pomeriggio di ieri nella zona di Pieve del Grappa. È stato subito soccorso, come vediamo nelle immagini, dai vigili del fuoco e dal personale del soccorso alpino e del SUEM. L'83enne era solito fare delle passeggiate ed è stato probabilmente colto da malore, non facendo più rientro a casa, quindi sono scattate le ricerche iniziate poco prima delle 20. A queste ricerche hanno preso parte i vigili del fuoco di Castelfranco Treviso e dei volontari di Asolo, già allertati e in arrivo i nuclei cinofili di cui fortunatamente non c'è stato bisogno. Sul posto anche i carabinieri e il sindaco di Strana, intervento che si è concluso alle 23 appunto con il soccorso. Fortunatamente dell'83enne c'erano state molte ore ovviamente di angoscia per le sorti dell'anziano, e poi invece da Istrana c'è un altro persona scomparsa. In questo caso si tratta di un giovane di 27 anni, Federico Lovison, lo vediamo nelle immagini. È stata diramata la notizia dalla prefettura. Il ragazzo 27enne, alto 1,82 m, di corporatura magra, capelli corti di colore castano scuro e occhi castani, carnagione chiara, non ha tatuaggi né piercing. Si è allontanato dalla propria abitazione di Istrana, zona via Garibaldi, nella giornata di ieri, a bordo probabilmente della sua autovettura, che è una Fiat tipo modello nuovo di colore nero, targata FG002ZX, ripeto, una Fiat tipo modello nero, targata FG000ZX. Purtroppo non si hanno notizie sull'abbigliamento indossato da Federico Lovison al momento dell'allontanamento. Teniamo la foto. Chiunque ha visto allora questo ragazzo, questo 27enne, o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche, è attualmente in corso. È pregato ovviamente di contattare i carabinieri al 112. Dunque Federico Lovison, 27 anni, scomparso da casa ieri sera da Istrana. Una notizia che fa discutere in queste ore: 6 collaboratori della Procuratoria di San Marco, 6 bigliettai sotto accusa e con i quali è già stato chiuso il rapporto di lavoro. L'accusa pesante è quella di una serie di illeciti sulla vendita dei biglietti per l'ingresso a Venezia alla Basilica di San Marco e al Campanile. I 6 sono appunto addetti alla biglietteria, che avrebbero intascato parte dei soldi della vendita dei ticket d'ingresso. Gli illeciti sarebbero stati scoperti grazie al confronto della bigliettazione elettronica. Tra le contestazioni mosse ai 6, l'aver fatto pagare regolarmente il biglietto anche a categorie esenti come gli accompagnatori dei disabili e i minorenni, nonostante le esenzioni stesse fossero ben evidenziate all'ingresso della Basilica. Solo nel 2022 la Procuratoria ha staccato biglietti per quasi 2,5 milioni di euro per la visita della chiesa, del campanile e del museo. Questa vicenda l'abbiamo affidata a chi di dovere e sono fiducioso che verrà fatta piena luce sull'accaduto. È il commento del primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, dopo il licenziamento dei 6 bigliettai. Siamo ovviamente dispiaciuti per l'accaduto, si limita a dire Tesserin. Gli ammanchi sarebbero emersi appunto mettendo in confronto gli ingressi con gli introiti giornalieri, in una stagione peraltro che ha segnato una rivoluzione con l'introduzione del biglietto a 3 euro per l'accesso sotto la volta bizantina della chiesa. Ovviamente le ripercussioni a Venezia non sono poche per questa vicenda. Insomma, è una vicenda che è un danno ennesimo, danno un'immagine per la città di Venezia in chiave turistica. Adesso andiamo a Padova, andiamo da Francesco Ratai e parliamo di una bolletta Enel da capogiro recapitata al titolare della trattoria Isoletta di Padova, una bolletta da 24.000 euro. Allora Francesco Ratai insieme a Cristian Rocca Allende e alla signora Patrizia Volpato in diretta. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno da Padova. Siamo alla trattoria Isoletta e con me c'è la signora Patrizia, che di questo storico locale, perché sono 34 anni che si trova nel centro di Padova, diciamo di questo storico locale è la titolare. Siamo qui con lei non perché è ora di pranzo e perché siamo venuti a mangiare, ma perché c'è una storia da raccontare, una storia che pensavamo di non dover più raccontare. Stiamo
tornando a parlare di quelle che sono le cosiddette bollette pazze, perché alla signora Patrizia e a suo fratello, che è contitolare di questa attività, è arrivata una bolletta che adesso ve la faccio vedere, da quasi 24.000 euro. Una cosa che sicuramente voi non vi aspettavate. Assolutamente no, assolutamente no. È stato un fulmine a ciel sereno proprio, anche perché avendo comunque continuato con i nostri pagamenti normalissimi, bimestrali, non pensavamo proprio che ci potesse arrivare una sorpresa del genere. Sorpresa non, tra l'altro, da parte dell'Enel, nemmeno una risposta a una PEC, nemmeno il nulla cosmico. E voi quanto eravate abituati a pagare solitamente? 1.000-1.300 nel periodo estivo con i condizionatori accesi. Quelle erano le cifre che abbiamo sempre elargito all'Enel. Voi vi siete presentati all'Enel e cosa vi hanno risposto? Ma io mi sono presentata all'Enel con la bolletta, chiedendo spiegazioni, e la signora allo sportello mi ha detto: l'unica cosa che possiamo fare noi è rateizzare la sua bolletta. E ho chiesto spiegazioni invano, perché non ho ricevuto niente, che è un conguaglio e basta. Infatti qua si leggono le varie voci, si parla di ricalcoli e conguagli. Questa è una bolletta che può seriamente mettere in difficoltà un'attività che rischia, speriamo di no, di chiudere. No, si rischia sì, con una cifra del genere è improponibile. Non abbiamo un locale da 200 posti a sedere, è un locale da 40 posti a sedere con dei menù da 13 euro a pranzo, perché facciamo il menù a prezzo fisso. Si spende qualcosina in più alla sera, ma per arrivare ad ammortizzare una cifra del genere, sinceramente... Ecco, la ricordiamo, 23.571,56, fa abbastanza impressione anche da vedere graficamente. Voi vi siete affidati a un'associazione di consumatori, che cosa vi hanno detto? Sì, mi sono affidata all'associazione del signor Paccagnella per capire se se riesce a riqualificare quantomeno sti conteggi che mi giungono veramente sconosciuti. Vediamo un attimo, credo si stiano dando molto da fare, cerchiamo di capirci qualcosa. Infatti uno dei temi è che si fa fatica a capire cosa bisogna pagare, proprio perché i conteggi non sono chiari. Voi, quando c'è stato il cambio, l'aumento delle bollette, ne avete risentito? Certo. Anche lì c'è stato un aumento? Certo, che abbiamo sempre retribuito all'ente. E quantificandolo quant'era? L'aumento, per quello che ci riguarda, è intorno al 15-20% in più di quello che si pagava. Quindi un aumento visibile ma sostenibile. Certo. Bene, adesso, sperando che questa situazione, brutta faccenda si risolva, quantomeno, ricordiamo, parliamo di occupazione, di lavoro, di vetrine che rischiano di spegnersi e di spegnere le vie delle nostre città e lasciarle più vuote. Anche l'entusiasmo di noi che ci mettiamo per lavorare e poi ci troviamo con le spalle al muro senza poter reagire in queste situazioni. Vengono vanificati tutti i sacrifici che vengono fatti. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Francesco Latai, grazie alla signora Patrizia, speriamo che allora la cosa si risolva a breve. Noi torniamo nella Marca trevigiana, torniamo a parlare della terribile vicenda di Sanfior. Peraltro emerge in queste ore che prima del violento pestaggio e aggressione per rapina all'ex macellaio
Fiorenzo Zambon. C'era stata qualche giorno prima un'altra rapina violenta ai danni di una anziana, di una 77enne, anche in questo caso una 70enne, scusate, rapinata nel parcheggio di un'osteria ed è stata appunto derubata anche in questo caso di una collana. Non è escluso che possa trattarsi anche dello stesso personaggio, dello stesso bandito. Intanto dal letto di ospedale ieri Zambon ha parlato con i carabinieri per ricostruire quanto accaduto, ipotizza anche il coinvolgimento di un complice del rapinatore. Per i figli qualcuno teneva d'occhio il padre, poi c'è in paese ovviamente un allarme sicurezza. Probabilmente era tenuto d'occhio, probabilmente essendo che l'hanno aspettato comunque nel giardino di casa sapevano anche i suoi orari e perciò sicuramente l'avevano già tenuto d'occhio per qualche giorno. Matteo Zambon, figlio di Fiorenzo, è rientrato precipitosamente dalla vacanza che stava trascorrendo in Spagna appena ha saputo della brutale aggressione al padre, tenuto d'occhio da qualcuno che quell'aggressione l'ha premeditata, dice, visti il passamontagna e soprattutto i guanti da motociclista con le nocche dure. Il 76enne è ricoverato in chirurgia all'ospedale di Conegliano e inizia a ricordare qualcosa in più di quegli istanti. Adesso stava dicendo che forse c'era un complice che aspettava e che l'ha recuperato per andare via, ovviamente, quindi non so, ma parlerà con i carabinieri e chi di dovere. I medici stanno monitorando fratture e lesioni. Oggi rifanno le analisi e si vedrà i risultati, gli esiti. Lui è cosciente comunque? Comunque è cosciente, sì. Si è ripreso abbastanza, adesso ricorda anche quello che è successo. Prima non si ricordava molto bene, ovviamente era confuso la sera stessa, ma adesso è un po' meglio. Dai. Si è davvero accanito contro un anziano? Decisamente esagerato. Non c'è nulla da dire, è un atteggiamento animalesco, perché non si può accanirsi in questo modo contro un anziano, non è pensabile. Non è umanamente pensabile. È stato veramente una cosa orribile questa cosa qua e ci ha provato tutti quanti perché a maltrattare così un anziano non si può, è una cosa indecente e si devono prendere provvedimenti importanti su questo discorso qua. Ho appena cambiato la serratura della porta blindata dietro un mese fa, ci hanno sforzato la porta sopra. Dunque è un po' che ci tampinano queste persone qua. E poi sono tutti in pericolo, tutti, perché tutte le famiglie adesso devono preoccuparsi che un giorno o l'altro gli arrivano a casa questi qua e li ammazzano. Qualcuno deve prendere dei provvedimenti in questo senso. Prima, se no scapperà un morto. Prima o dopo. Un sentimento condiviso da molti altri cittadini e il brutale pestaggio di Zamboni in piazza Marconi a 2 passi dalla Pontebana non ha fatto altro che confermare le paure della gente che ammette di girare con uno strumento di difesa anche solo per fare una passeggiata. La gente ormai va in giro, dico armata, ma comunque conosco gente che nel passeggino, me compreso, c'ha il coltello, perché a certe ore ne andiamo in giro a portare i bambini adesso perché fa fresco e non ci fidiamo a passare a camminare in certe zone senza qualcosa per proteggerci. È inutile prendere il ladro e poi lasciarlo fuori dopo una settimana, bisogna costruire qualche carcere in più e tenerlo dentro che paghi il suo conto. La richiesta di giustizia, poi sappiamo che la riforma Cartabia è un po' un ostacolo, soprattutto per quanto riguarda i furti. A Treviso la polizia locale ha trovato una stratagemma per poter denunciare e non solo individuare ma anche denunciare ad esempio i ladri, i razziatori di biciclette. Ne ha denunciati 3, risolti 3 casi di furti di biciclette in centro a Treviso grazie a un cartello. Qualche settimana fa una bicicletta era stata rubata vicino alla stazione dei treni. L'episodio era stato notato dalla centrale operativa che immediatamente aveva mandato sul posto una pattuglia. Il soggetto responsabile del furto era stato quindi fermato, identificato, portato in comando, ma non poteva essere deferito all'autorità giudiziaria perché mancava la querela da parte del proprietario. Furti di bici a Treviso, l'ultimo episodio sventato dalla polizia locale nelle vicinanze di Porta Altinia. Dopo la riforma Cartabia, però, per poter affidare il responsabile del reato alla giustizia è necessaria la querela della persona offesa, in questo caso il proprietario della bici. Ma visto che le bici non hanno targa, come rintracciarlo ed avvisarlo della necessità di sporgere querela? Ecco che la polizia locale di Treviso ha introdotto un metodo semplice ma efficace. Ha appeso un cartello sul posto dove
era stata rubata quella specifica bicicletta, avvisando il proprietario che, qualora avesse notato questo cartello, di rivolgersi immediatamente al comando per la restituzione della bicicletta e per sporgere l'eventuale querela. Così è stato, per cui la proprietaria si è rivolta al comando, ha sporto querela, per cui il soggetto responsabile ora è stato deferito all'autorità giudiziaria. Grazie all'esposizione del cartello, anche in altri 2 casi il comando è riuscito a risalire al proprietario, che ha poi presentato querela consentendo la denuncia del ladro. Il caso che si è verificato a Treviso qualche giorno fa dimostra come sia estremamente importante che i proprietari che subiscono furti di biciclette sporgano denuncia presso un organo di polizia, in modo tale che l'eventuale responsabile, se individuato, possa essere punito penalmente secondo le norme di legge. Così dunque a Treviso, fra poco ci colleghiamo con Cornuda, non so se riusciamo già a collegarci, chiedo lumi a Tony Esposito e Francesco Pezzo in regia, credo di sì. Allora, cosa è successo a Cornuda? Quindi restiamo nella Marca trevigiana, non è una rapina, ma questa è un'aggressione, una barista e il casus belli, diciamo, chiamiamolo così, è un sovrapprezzo dei 50 centesimi per la commissione del POS, e una barista è stata presa per il collo, ovviamente attimi di paura in un bar nel tardo pomeriggio di ieri a Cornuda. Edi Kaliman con il titolare, credo, del bar a Cornuda. Buongiorno Edi. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori, hai detto bene, siamo qui in compagnia di Davide Dolo, il titolare del bar Dam nel pieno centro di Cornuda, in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Come hai detto tu, un'aggressione ai danni della barista, ciò che ha fatto scatenare l'ira di questo cliente, un sovrapprezzo dato dal pagamento tramite POS, un pagamento inizialmente accettato, ma facciamoci raccontare che cosa è successo nel dettaglio dal titolare Davide. Davide, cosa è successo ieri? Praticamente adesso in quel momento non c'ero, però la dinamica è stata niente, è venuto a pagare e è stato detto che c'era appunto pagando col bancomat questa piccola maggiorazione, perché comunque è un servizio che noi diamo. Lui ha accettato e se n'è andato. Dopo un po' è ritornato indietro e convinto di aver ragione e per l'amore di Dio, può anche essere, però lui è andato dietro al banco e ha messo le mani al collo alla dipendente. Adesso c'è stato un disguido, sì, non lo so cosa, scusa ma non ce la faccio. Sì, Nicola, infatti devi sapere che ancora oggi la tensione è molto palpabile all'interno del bar, tra i tavolini, tra i clienti e tra soprattutto appunto Davide e i dipendenti, i suoi dipendenti. Un fatto che non deve succedere. Anche perché è successo per quel poco, anche se fosse 50 euro uno non va a mettere dietro le mani al collo una dipendente, scusate, ma non ci siamo più sicuri di fare niente qua, perché a sto punto cosa dovevamo fare? Lavorare in 2 al pomeriggio quando arrivano 3-4 persone, avere questa paura qua che qualcuno entri e faccia questi gesti? No, non esiste proprio. Infatti Nicola, devi sapere che tutto è avvenuto non a tarda sera come magari si potrebbe immaginare, ma in pieno giorno. Erano circa le 17:30-18, l'orario dell'aperitivo, l'orario in cui questa piazzetta, in cui attorno ci sono altri bar, ci sono persone, bambini, ragazzi che si trovano un punto di incontro, una piazza pedonale che non dovrebbe destare nessun tipo di pericolo o dovrebbe non è una zona attenzionata in questo senso. Davide, ci raccontavi che la tua dipendente è andata in ospedale poi. Sì, perché dopo per fortuna sono intervenuti dei clienti, amici, che sono riusciti a bloccarlo, fermarlo, perché era veramente si vedeva che era molto forte anche, e in 3 l'hanno bloccato e fermato. Quindi per fortuna che c'erano, che sono intervenuti.
Sono intervenuti per bloccare l'ira di questa persona, di questo ragazzo. Si parla più o meno di un ragazzo intorno ai 30 anni, di origini straniere, che è conosciuto alle forze dell'ordine per alcune problematiche, ci diceva Davide poco fa. Com'è l'umore oggi? Allora, oggi comunque la ragazza è andata al pronto soccorso per denunciare il fatto, gli hanno fatto i raggi, è molto scossa, per fortuna non ha avuto lesioni gravi. Il fatto, io non so neanche chi è questa persona, non so le origini, sinceramente no, non lo so. Adesso qualcuno farà il suo lavoro, insomma, ecco. Io quando sono tornato lui non c'era più. Come titolare di un esercizio pensi di prendere dei provvedimenti? Sì, adesso vedremo come svolgere la cosa e dare in mano a chi di dovere. E comunque, ripeto, c'è da aver paura ultimamente, perché anche l'altro caso l'altro giorno a San Fior, oggi, cioè ieri qui a Cornuda, altri ne ho sentiti, altri casi del genere. Dobbiamo fare qualcosa, dovete fare qualcosa. Una cronaca che ci porta sempre a mettere in primo piano in questo periodo la questione della sicurezza, non solo sul lavoro ma anche appunto nei posti pubblici. Nicola, da Cornuda con Nicoletta Rizzetto per ora è tutto, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie a Edi Caliman e a Nicoletta Rizzetto, grazie anche al titolare del bar. Parliamo ancora di sicurezza, ma andiamo a Mestre, in via Piave, una zona ben nota purtroppo alle cronache. C'è stato un maxi blitz, un maxi controllo dei carabinieri nelle ultime ore. Ci aggiorna su questo Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo a Mestre, in via Piave, dove dal tardo pomeriggio di ieri fino a tarda notte c'è stato un blitz da parte dei carabinieri lungo questa via e quelle ovviamente laterali. Un servizio straordinario di monitoraggio del territorio, sono stati controllati esercizi pubblici, identificazioni, controllo dei documenti e anche verifiche nei locali. I militari hanno passato al setaccio il quartiere della stazione, spingendosi poi fino alle vie del centro con uomini e mezzi. Questa è un'operazione che rientra in altre nell'ambito del dispositivo voluto dal questore di Venezia Michele Di Bari e coordinato dal questore Gaetano Buonaccorso. Operazione alto impatto che vede spessissimo dispiegamento di forze, di tutte le forze dell'ordine, quindi interforze. Quello di stanotte ha visto impegnati i carabinieri ed si è svolto appunto fino a tarda notte, dalle prime ore del pomeriggio. Nel frattempo sono nate però alcune polemiche su un video che è stato ideato dai comici Carlo e Giorgio proprio qui su via Piave. Loro fingono di essere dei tossicodipendenti e ironizzano su quella che è la situazione qui in via Piave. Ad alcuni l'hanno visto appunto come è il lavoro dei due comici, quindi con ironia. Altri comitati invece, comitati di quartiere, non l'hanno presa troppo bene perché si sono sentiti ancor più in qualche modo presi in giro, perché sostengono che non si dovrebbe ironizzare su quello che accade in questa via, in questo quartiere, in questa zona da ormai troppo tempo, e nonostante ci siano interventi continui, perché li stiamo vedendo da parte delle forze dell'ordine, massima attenzione anche poi da parte del comune, che cerca in tanti modi di organizzare anche delle iniziative. Infatti vedete qui nei giardini di via Piave è stato anche allestito un palco, perché appunto ci sono delle varie iniziative serali proprio per rivitalizzare il territorio. Eppure nonostante questo la situazione sembra non cambiare, o comunque si va a periodi. Sicuramente dopo questo blitz di questa notte ci sarà un po' di calma, però come sostengono molti comitati e molti residenti poi si tornerà di nuovo alla stessa situazione. Al momento questa è la situazione qui in via Piave a Mestre. Restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Da Ilaria Marchiori Anna Maria Parisi con il suo viaggio a Marghera, a pochi passi da Mestre, il degrado con i bivacchi davanti alla chiesa di San Michele.
Sta indignando il web il video del degrado lungo la chiesa di San Michele Arcangelo a Marghera con il bivacco di 2 sbandati, immagini girate dai residenti e inviate alla stampa per denunciare l'insicurezza e lo squallore cui loro malgrado sono costretti a vivere, ci dicono a microfoni spenti. Oggi il bivacco è stato spostato dal portone agli scalini opposti, ma sempre lungo il sagrato della chiesa. Una valigia, scarpe da ginnastica, sigarette, lenzuola, un materasso arrotolato. Chi sono queste persone? Sono un ragazzo, Luca, un ragazzo giovane, ha 33 anni, viene dalla Riviera del Brenta. Con il 33enne veneziano anche una donna di nazionalità bulgara, rovinata dagli eccessi dell'alcol. Una casa ce l'ha, dice, ma vuole stare qui a 2 passi dal bordostrada, lungo via Fratelli Bandiera, dove attende i suoi clienti. 2 vite diverse, accomunate dai tormenti di eccessi e derive, scivolate negli abissi della prostituzione e dell'eroina. Come ci racconta Luca, uno dei 2 senza tetto, occhi color del cielo che sembrano chiamare redenzione. Vedo dalle tue gambe che hai delle lesioni. Come... Sì, sono delle ulcere. Devi farti curare. Ah sì, sì. Cioè si apre da sola, si spacca da sola la pelle? Sì, si rompe praticamente, si crepa. È tanto che vivi in strada? No, non molto. Ti sei trovato per scelta o per necessità o comunque una cosa è andata... Meno scelta. Tu lavoravi prima, Luca? Sì. Sì. Che lavoro facevi? Ho fatto un po' di tutto, cuoco, cameriere, pizzaiolo. E poi cosa è successo? Quello che un po' succede a tutti, la vita per strada, giovani. Problemi? Praticamente sì, porta dei problemi, sì. Di che tipo? Essere qui. Di droga? No, neanche tanto. Più che altro mi hanno arrestato per spaccio. Tu stando qua che cosa chiedi? Come possiamo esserti d'aiuto? Niente, guarda, adesso vado avanti perché devo trovarmi con un ragazzo che dovrebbe arrivare a momenti. E il ragazzo, come lo chiama lui, arriva, e questo Marco Antonio di 23 anni del Gambia si scambia la mano con un altro suo connazionale africano, sembra si siano passati qualcosa, parliamo un po' anche con lui, ci dice di essere arrivato qui per un master universitario. Sono arrivato in Italia dal Gambia per studiare all'università Ca' Foscari per il master universitario in urbanistica. Ce ne stiamo andando quando la luce di speranza per Luca si spegne negli istanti in cui si sta alzando la maglietta, si sta facendo un buco in pancia, è l'ora di pranzo, per lui una dose, per noi un bel pugno nello stomaco. E a parlare della vicenda il predecessore dell'attuale parroco, Monsignor Fornezza, che dice che bisogna agire al più presto contro il degrado. Della vicenda abbiamo più volte tentato di parlarne con il parroco della comunità di San Michele Arcangelo. Don Roberto Berton si è limitato a dirci che per i 2 senza tetto ha allertato i servizi sociali. A parlare, senza cadere nei cliché della retorica, il suo predecessore, Monsignor Fornezza, già segretario di Papa Luciani. Se fossi qua io cercherei di trovare la possibilità di trovare dei posti perché possano essere accolti e anche aiutati. Sono cose che dobbiamo fare tutti. È solo che molte volte si guarda dall'altra parte e quindi bisogna essere attenti anche a queste cose. Adesso invece Don Roberto ha detto che ha avvisato i servizi sociali. Sì, va bene, però bisogna vedere quando arriveranno, cosa faranno. Però questi poveretti sono sempre qua. Mi ricordo anch'io quando ero parroco qua, c'era veramente molti di più, abbiamo trovato anche delle soluzioni, però bisogna essere pronti a essere attenti a queste cose. Con la cronaca a Vicenza, uno spacciatore clandestino già allontanato dall'Italia è stato denunciato per possesso di dosi di stupefacenti in centro a Vicenza. Era già stato formalmente allontanato lo scorso anno dal territorio nazionale, ma si aggirava in bicicletta in Corso Palladio con mezzo etto di hashish in tasca. Un cittadino tunisino di 25 anni è stato fermato dagli agenti della squadra volanti mentre tentava di sfuggire alla loro vista. Privo di documenti, al giovane è stato chiesto dalla polizia di esibire il contenuto delle proprie tasche. Il pusher ha quindi consegnato la droga suddivisa in 4 involucri di cellophane e un bilancino di precisione. Portato in questura per accertamenti, il tunisino è risultato senza fissa dimora e non in regola con la legge sull'immigrazione.
Attraverso le impronte digitali si è poi risaliti al precedente provvedimento di allontanamento emesso dal questore di Trapani, a cui il pregiudicato aveva dato generalità diverse con un altro nome come alias. Per questo è stato nuovamente denunciato all'autorità giudiziaria. Al termine dell'iter processuale, per lui il questore di Vicenza ha emesso un ulteriore ordine di allontanamento dall'Italia. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con il Focus TG. Allora, abbiamo parlato in apertura, quasi in apertura della nostra, di questa nostra edizione di Focus TG, di una vicenda eclatante di 24.000 euro di bolletta arrivata a una ristoratrice padovana che era in collegamento, che è ancora in collegamento con il nostro Francesco Ratai. Perché ancora in collegamento? Perché il nostro Francesco Ratai ci chiede un aggiornamento, ci chiede di ricollegarci con un aggiornamento in tempo reale, probabilmente anche una buona notizia. Francesco, a te. Sì, vi richiediamo la linea perché nei brevi momenti in cui ve l'abbiamo restituita alla signora Patrizia è arrivata una telefonata proprio dell'Enel che annunciava cosa? Che verrà temporaneamente sospesa la pratica per avere un ricalcolo della bolletta, in sostanza, da parte loro. Ecco, Perciò, quindi c'è da augurarsi che questo ricalcolo sia un po' più basso, ben più basso di questo 23.571 euro che vediamo nella bolletta. Questo vi dovevamo, restituisco la linea allo studio. Grazie a Francesco anche per averci richiesto la linea. Insomma, abbiamo dato questa notizia ulteriore con la sospensione temporanea della bolletta per il ricalcolo. Evidentemente qualcosa è successo nel calcolo per arrivare a una cifra così. Speriamo che vada tutto per il meglio per la signora, per la ristoratrice, e verremo aggiornati anche sull'evoluzione di questa vicenda. Il Corriere della Sera intanto ci informa che caldo e afa. Oggi è l'ultimo giorno, diciamo, rovente, da domani temperature impicchiate di 15 gradi, l'abbiamo detto già nei giorni scorsi, l'arrivo soprattutto da domenica in realtà nel nostro Veneto anche di temporali, con il rischio, si spera di no, di forti temporali, nubifragi e grandinate. In ogni caso il caldo resta anche oggi e in ogni caso i cambiamenti climatici e anche il caldo influiscono su tanti fattori, anche la produzione di miele. C'è il mondo dell'apicoltura in gravissime difficoltà con una produzione ridotta, pensate, dell'80%. Ci racconta tutto in diretta da Marostica Sharon Di Carlo, che vedo. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Un caldo, quello di questi giorni, che sta mettendo a dura prova la produzione di miele. Un anno davvero difficile per il settore. Noi ne parliamo con Corrado Bordignon. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Consigliere dell'Associazione Regionale Apicoltori Veneto. Esattamente. Qual è la situazione allora ad oggi? Ecco, la situazione delle api e del miele di conseguenza è praticamente drammatica. Ecco, cambiamento climatico ha creato la combinazione ottimale contro il settore delle api. L'anno scorso secchissimo, quindi pochi fiori, poca fioritura, piante poco nettarifere, api che muoiono di sete l'anno scorso. Inverno relativamente mite, api che invece di andare, diciamo, in letargo continuano comunque l'attività. Continuando l'attività consumano le scorte di miele che hanno. Primavera che si presenta splendida, a maggio 23 giorni su 31 di pioggia, quindi mai stato un mese così piovoso. Ricordo che le api escono con 10 gradi di temperatura almeno e devono, senza la pioggia, il vento ovviamente, e devono almeno vedere il sole velato perché devono orientarsi per rientrare. Quindi assolutamente api che morivano di fame a maggio. Apicoltori in difficoltà in questo momento, è stata scritta anche una lettera al governo? Esatto, le associazioni principali del settore hanno scritto una lettera aperta ancora a giugno, ma la situazione non è migliorata né a luglio né a agosto, al ministro Lollobrigida, proprio per richiedere lo stato di calamità, lo stato di emergenza, perché sostanzialmente la produzione potenziale, tanto per dare le proporzioni, dovrebbe essere questa e invece è del 20%, quindi 80% in meno della produzione potenziale. Ecco. E oltre a non produrre miele, quindi apicoltori professionali senza reddito, quindi sull'orlo del fallimento,
la necessità di nutrire le api col fruttosio, che è questo prodotto qua si chiama Candito. Ecco, questo ha raddoppiato quasi i costi nel giro di un anno. Quindi costi sulle spalle degli apicoltori. Esattamente. Allora, finché, come il sottoscritto è un hobbista, dice vabbè, in quest'anno è andata così, ma capiamo bene che chi ha 200-300 alveari, quindi a spese, a dipendenti, perché si tratta di un lavoro ancora artigianale fatto a mano, chiaramente non ci sta più dentro nei costi, quindi senza il supporto, diciamo, il settore non può andare avanti in questo periodo. E quanto è calata la produzione nel pratico? Parliamo di numeri. Ecco, tenete conto, qua siamo nell'apiario comunitario Città di Marostica, è un apiario didattico per le scolaresche, per i turisti, ecco. L'anno scorso abbiamo fatto circa 20 kg di miele, che poi abbiamo il miele del sindaco cosiddetto che abbiamo distribuito nelle nostre manifestazioni. Quest'anno la produzione è stata zero, perché abbiamo perso completamente la caccia, i millefiori primaverili. Ecco, l'unica produzione che siamo riusciti a fare, e non qua perché non ci sono castagni entro i 3-4 km, ricordo che le api girano intorno a 3-4 km, è stato il castagno in collina, se no produzioni locali sostanzialmente quasi azzerate. Zero è un numero che fa rumore, è un'emergenza, sì, questa. Diciamo che salvandoci con le produzioni tardive, diciamo un 20% rispetto al potenziale che si può produrre, ecco. Il danno ovviamente non è solo il miele, perché il miele sì è importante per mantenere gli apicoltori, ma ricordo che ormai api selvatiche non ce ne sono più. Quindi se uno ha le api in giardino è solamente perché c'è un apicoltore che le alleva. Ecco. E soprattutto le api, ricordiamo che impollinano il 70% della frutta e verdura, quindi calo anche della produzione agricola, perché impollinano le piante, i frutteti, ma anche il foraggio per le bestie. Ma nel pratico come si può agire? Che si può fare? Ecco, diciamo che l'ascoltatore, il consumatore può agire in questa maniera. Innanzitutto conoscere il mondo delle api, quindi avvicinarsi, venire anche alle nostre lezioni, sono semplici, quindi uno capisce cosa ci sta dietro a un vasetto di miele. Secondo, se ha un giardino, se ha un prato, se ha un orto, può piantare piante amiche delle api, piante che fioriscono durante i mesi, quindi aprile a maggio a giugno, quindi non solo in un mese, quindi danno sostanzialmente pasto alle api, nutrimento alle api. E poi l'altro messaggio che lancio è cercare miele di prossimità, quindi aiutare gli apicoltori, perché aiutando gli apicoltori si aiuta le api. E quindi se hanno un apicoltore in prossimità che sa che fa vero miele, se ha scorta ancora avanzata dell'anno scorso, chiedere miele. Se lo comprano nei negozi, guardare che sia miele di provenienza tutta italiana possibilmente. Quindi ognuno può fare la propria parte. Grazie a Corrado Bordignon, da Marostica è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Sharon Di Carlo. Il caldo, si cerca di combattere il caldo torrido andando in piscina, cercando refrigerio in queste ore e in questi giorni. Boom di accessi a Treviso alle piscine comunali, pensate il 10% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questa mattina era molto caldo e quindi abbiamo deciso di venire in piscina per rinfrescarci un po'. Temperature roventi fino ai 38 gradi, afa insopportabile. I trevigiani cercano refrigerio nelle piscine. Sì, per rinfrescarsi, la unica uscita è quella, per soffocarsi del caldo. Passeremo la giornata qui con la moglie, il nipote e la figlia. Ha deciso di venire qui con la famiglia? Esatto, sì, con i bambini, sì, per stare un pochino al fresco e poi qui è un posto bellissimo. Fra tuffi e bagni rinfrescanti e boom di ingressi nelle strutture comunali di Viale Europa. Affluenza record in piscina rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Decisamente un caldo inaspettato per questo periodo, siamo abituati che dopo Ferragosto normalmente cominciano a scemare le temperature, quindi diminuisce anche l'utenza. Il gran caldo di queste settimane fa recuperare parzialmente quella che è stata una diminuzione di utenza nel mese di luglio, che ha avuto qualche giornata di maltempo, e in queste giornate si rilevano presenze superiori alla media di un 10% rispetto alla stagione scorsa, che già era stata una stagione eccezionale dal punto di vista meteorologico, anche nei giorni infrasettimanali, oltre che nel sabato e la domenica. Quante presenze avete giornaliere? Nei giorni infrasettimanali le 200-300 persone, con punte in alcune giornate di 400 persone. Nei fine settimana abbiamo dalle 5 alle 600 persone, con punte in questo periodo delle 700-800 persone. Tanta gente e maxi lavoro per i bagnini. Sul fronte della sicurezza, molte le regole da rispettare. Non possono tuffarsi o nuotare senza cuffia, fare queste cose tipo, o anche spingersi, lanciarsi. Chi sono i più discoli? Gli adolescenti.
E poi a Bassano un gruppo di pensionati che cerca di dare un po' di solidarietà a chi lavora nei cantieri. Guardate. C'erano una volta quelli che in bolognese si chiamano umarell, definizione calzante per i pensionati che con grande regolarità, sotto il sole o con la pioggia, osservano l'avanzamento dei cantieri nel formicaio d'asfalto e cemento delle città. Ecco, a Bassano la specie si è evoluta nel pensionato 4.0, che pur mantenendo la passione per cantieri e lavori pubblici in generale, si adegua ai tempi che cambiano. E così spazio ai droni per vedere meglio quel che succede in cantiere, ai cellulari per filmare le dinamiche di costruzione e pure spazio alle affettatrici. Già, perché alle 9:30 del mattino, prima che la calura diventasse insopportabile anche per gli stoici umarell bassanesi, i pensionati 4.0 si sono presentati in cantiere alla rotatoria Tre Ponti con una soppressa, una buona dose di pancetta, pane e formaggio da condividere con gli operai. Per questi ultimi acqua fresca e bibite, per tutti gli altri, amministratori di passaggio compresi, un bel bicchiere di bianco per l'immancabile brindisi. Mi sembra giusto ogni tanto intervenire con gli operai, non solo lodarli, bisogna anche dargli piccole soddisfazioni e questa è una di quelle. Diciamo che oggi stiamo facendo una pre-inaugurazione della rotatoria dei Tre Ponti. La rotatoria deve ancora essere costruita, ma voi ci siete ogni giorno a dare un'occhiata, sia qui che sul Ponte Nuovo? Ogni 2 giorni, perché altrimenti non si riuscirebbe a vedere i cambiamenti. Ogni 2 giorni effettivamente per il comune vado a fare tutte le riprese necessarie per lo stato avanzamento lavori. Alla base di questa iniziativa estemporanea c'è la voglia di stare assieme e di divertirsi, da buoni goliardi che sanno come iniziare la giornata con il piede giusto. Pippo Fraccaro, un volto noto a Bassano, che però questa volta passa dai social alla vita reale, condividendo con le persone che lavorano qui una merenda. Sì, la prima cosa principale che l'ho fatta, perché se la mangiano in compagnia non la mangio più io a casa, quindi è già un bene. E seconda, devo fare una cosa goliardica, una cosa divertente, allegra, perché la vita è pesante di suo e non bisogna trovare sempre i lati negativi, i lati anche un po' di sorridere, di ridere, di vivere. Per inciso, i pensionati 4.0 ci fanno sapere che i lavori proseguono speditamente pure sul Ponte Nuovo e che gli assessori possono stare tranquilli. Beata generazione. Dai sorrisi di Bassano, ma restiamo a parlare del caldo e andiamo con la cronaca. Andiamo a Vigonovo, ovviamente l'abbiamo visto prima, si cerca di combattere il caldo anche tuffandosi in piscina. Il problema che ci c'è invece è che molti giovani si tuffano anche in zone dove non dovrebbero tuffarsi. Il ricordo ancora fresco della tragedia di Vittorio Veneto con il 20enne Andrei Boichenko morto scivolato nel materassino nel lago Morto, un lago non balneabile. A Vigonovo invece il sindaco è costretto a fare un'ordinanza per vietare bagno e tuffi nell'idrovia. Già 3 episodi di salvataggi di giovani in pochi giorni. A Vigonovo vietata la balneazione nell'idrovia del comune, a decidere il sindaco con un'ordinanza in fase di preparazione. Mostrare lì quanto abili si è a tuffarsi è veramente da pivelli, perché non si sa dove si cade lì dentro. Episodi nuovi, perché non era così tipico che l'idrovia per qualcuno potesse sembrare uno specchio d'acqua dove fare il bagno. Attualmente invece agli occhi delle nuove generazioni può sembrare uno spazio in cui valga la pena fare un tuffo. Soltanto la settimana scorsa il dramma per la morte ed annegamento nel lago Morto di Vittorio Veneto di Andrei Boichenko, il 20enne di origine russa di Mestre, la cui caduta dal materassino è stata fatale. Il sindaco di Vigonovo si dice preoccupato per le conseguenze che possono avere questi comportamenti, specie nelle acque di laghi e fiumi che risultano essere a rischio soprattutto da parte dei ragazzi. No, perché i laghi, voglio dire, non è l'unico lago Morto dove ci siano particolari, voglio dire, movimenti d'acqua effettivamente, insomma, che possono così indurre a sottovalutazioni per chi non lo sa, come esattamente dice lei, come vale per i laghi
anche per stagni e idrovie così grandi, insomma non si sa esattamente, insomma, non sono stati costruiti per essere balneabili, ecco, questo è il principio. Già 3 ad oggi soccorsi effettuati con i vigili del fuoco, anche con l'elicottero lungo il Brenta, nei pressi delle chiuse, sempre a Vigonovo, per mettere in salvo altrettanti ragazzi. Sono spesso ragazzi che vengono da fuori comune, quindi davvero non sanno cosa sia il Brenta e le chiuse, per esempio. Sono stati recuperati con l'elicottero 3 volte nell'ultimo anno dei ragazzi nel mezzo del fiume Brenta. E in questo periodo di calura molte persone cercano refrigerio in montagna, troppo spesso però l'abbiamo raccontato tante volte, senza adeguate attrezzature, privi di adeguata preparazione fisica, e restano sempre numerosi gli incidenti. Un agosto davvero bollente ha spinto molte persone a cercare un po' di refrigerio in montagna, fuggendo così dalle insopportabili temperature che si registrano in questo periodo in pianura. Ma si sa, in montagna non si può improvvisare, guai a sottovalutare i rischi legati a un territorio che bisogna affrontare con la giusta preparazione fisica, attrezzatura adeguata e soprattutto l'attenta conoscenza dei luoghi. L'appello arriva anche dal soccorso alpino, chiamato in queste settimane ad un super lavoro. Quando uno non è abituato, non è allenato a fare questi tipi di percorsi, spesso e volentieri incappa in incidenti o in infortuni. Ultimamente inoltre ci sono stati episodi di persone che hanno chiamato il soccorso non per emergenze sanitarie, bensì per perdita di orientamento, perdita del sentiero, proprio perché non riescono a pianificare il percorso che vanno a fare. Una cinquantina gli interventi fatti nella zona dell'altopiano di Asiago, concentrati soprattutto nei mesi di luglio e agosto, 60 quelli nell'area del Grappa. Si tratta in particolare di soccorso a persone colpite da malore, in alcuni casi anche gravi, oppure infortunate a seguito di cadute con distorsioni o fratture. In questi periodi di forte calore è molto importante avere dei liquidi e acqua da portare con sé e in caso di difficoltà senza problemi rinunciare e tornare indietro con calma alla gita. In ogni caso noi siamo sempre reperibili e sempre presenti per intervenire ed aiutare le persone che hanno difficoltà in montagna. Purtroppo poi ci sono anche le vittime della montagna. Isola Vicentina dedica ai suoi concittadini vittime della montagna, Filippo Bari e Pietro De Bernardini, che hanno perso la vita, uno in Marmolada, lo ricorderete, l'altro in Norvegia, una giornata di ricordo. Le band locali suoneranno ricordando i loro amici. Era in Marmolada con un gruppo di amici quel 3 luglio 2022, la tragedia che insieme a lui costò la vita ad altre 10 persone. L'ultimo selfie sorridente, diventato il simbolo di quello che di lì a poco sarebbe stato il dolore di un'intera comunità, quella di Isola Vicentina, una foto scattata a pochi minuti prima che la valanga travolgesse la comitiva. Filippo Bari, 27enne della cittadina alle porte di Vicenza, che vuole ricordarlo insieme a Pietro De Bernardini, anche lui di Isola Vicentina e anche lui tradito dalla passione per la montagna, destino che li ha accomunati. Pietro, studente 25enne, vittima ad aprile della valanga in Norvegia. I loro amici hanno voluto ricordarli attraverso una giornata dedicata alla musica e alla montagna. Filippo Bari e Pietro De Bernardini, che hanno perso le loro vite in occasioni di scalate di montagna, quindi occasioni sportive, ma anche di relax, di piacere. Gli amici di Isola Vicentina, di questi due giovani concittadini, hanno scelto di ricordarli con una manifestazione dedicata che vogliono diventi un appuntamento annuale, un rifugio festival, quindi musica e ricordo insieme, il prossimo 16 settembre ad Isola Vicentina nel parco di Villa Cerchiari dalle ore 20. Il 16 settembre sarà una giornata non solo di ricordo ma anche di riflessione sui temi dell'ambiente e della montagna, il cui ricavato andrà alle famiglie delle vittime. Lo scorso luglio c'è stato il primo anniversario della tragedia della Marmolada ed è stato sicuramente un'occasione per riunirsi, per ritrovarci con una veglia, ma anche con il ricordo, con l'affetto e il conforto per la famiglia. Sicuramente Filippo e Pietro sono ancora vivi nella memoria
di tantissimi giovani di Isole Vicentine e non solo, e quindi questo ha fatto da motore per questa iniziativa musica, ricordo, montagna, natura, un mettere insieme le cose per risensibilizzare tutti alla natura, al rispetto, ma anche al ricordo e alla memoria di Pietro e Filippo. Restiamo in montagna, ma ci spostiamo nel Bellunese in collegamento Skype. Vedo Tiziana Bolognani. Ieri nel tardo pomeriggio serata ci sono stati parecchi problemi per il maltempo, soprattutto tra Auronzo e Cortina. Potrebbe essere, speriamo di no, un assaggio di quello che capiterà nei prossimi giorni con l'arrivo di nubifragi anche violenti anche in montagna. Tiziana, cosa è successo e quali sono gli aggiornamenti? Già, hai ragione Nicola, buongiorno. Sì, questo potrebbe essere un assaggio del maltempo che ci attende qui ai prossimi giorni, perché i temporali sono previsti, continueranno sino perlomeno a domenica, quando è prevista la rottura vera e propria di questo anticiclone, di questa bolla di aria calda, d'uomo di aria calda che l'ARPA ha definito e che è presente sulla montagna. Ieri c'è stato un violentissimo temporale attorno alle 18:30 tra le zone di Auronzo e Cortina, e in particolar modo fra Auronzo e Misurina sulla regionale 48 delle Dolomiti si è verificata una colata importante di materiale, di fango e di sassi che ha invaso la strada, bloccando la circolazione. Fortunatamente non ha investito alcun veicolo in transito. In quel momento si sono formati lunghi incolonnamenti e tempestivo è stato l'intervento del personale di Veneto Strade e dei vigili del fuoco per liberare la strada che, come potete vedere anche dalle immagini, è stata riaperta questa mattina, ma resta una situazione assai critica. Questa mattina da questa mattina sono al lavoro i rocciatori sulle pareti per capire quale possa essere la situazione, e quindi si cammina, si procede a vista naturalmente, perché la situazione desta un po' di preoccupazione. Negli stessi minuti c'è stata un'altra frana, un'altra colata di fango, sempre ieri pomeriggio al passo Tre Croci, che ha investito un'auto. Fortunatamente il conducente era fuori dal veicolo in quel momento, e per liberare l'auto dal fango sono intervenuti gli uomini della locale protezione civile. Cambiando vallata invece a Cortina d'Ampezzo, fortissimo vento, il fortissimo vento ha anticipato poi la grandine e la pioggia. Pensate che nel giro di una manciata di minuti la colonnina di mercurio del termometro è scesa dai 30 gradi ai 15, sbalzi di temperatura che sono assai normali in montagna. Anormale, se vogliamo considerarla, invece era la temperatura di 30 gradi sopra i 1200 metri. Il vento ha scoperchiato l'edificio che ospita la scuola media di Cortina. Ci sono stati problemi sul 51 di Alemagna, perché nel solito posto ad Acquabona c'è stata una colata di fango e di detriti. Anche in questo caso i problemi li ha avuti il traffico, con la circolazione rallentata e per certi versi anche bloccata, intanto che i vigili del fuoco non hanno iniziato a liberare la strada. Comunque la circolazione è proseguita lungamente a senso unico, e quindi insomma diciamo che anche lì gli sguardi, l'occhio, l'attenzione è puntata. A Gordino violenta grandinata, moltissima pioggia. Già nel tardo pomeriggio, poco prima dell'evento atmosferico, saranno notate per strada delle piccole cadute di briciole di sassi, e poi invece c'è stato un importante movimento che si è fermato sulle reti paramassiche, che però ha obbligato Veneto Strade questa mattina a interrompere la circolazione sulla 203 a Gordina all'altezza della Stanga. Parliamo della strada che da Belluno porta ad Agordo. All'altezza della Stanga
e lì la circolazione è garantita con finestre di 15 minuti con il personale di Veneto Strade per fare defluire il traffico. Si sta lavorando in emergenza per la messa in sicurezza del versante che è a monte della sede stradale. Insomma, la situazione, come dire, normalmente il proverbio dice chi ben comincia a metà dell'opera, speriamo non sia così, perché se queste sono le avvisaglie del maltempo che ha annunciato di qui ai prossimi giorni, soprattutto domenica, insomma, bisognerà stare attenti e prestare la massima attenzione anche mentre si è in auto. Nicola. Grazie a Tiziana Bolognani, certo noi staremo poi a monitorare quanto accade. Grazie a Tiziana Bolognani. Noi adesso lasciamo la montagna, un tema, quello della sanità, che resta problematico anche in Veneto. A certificarlo i medici dell'ULSS 3 che hanno scritto ai vertici dell'azienda sanitaria dicendo bisogna agire per eliminare le condizioni di disparità con i camici bianchi che lavorano a Venezia e minacciano anche, pensate, le dimissioni. Il problema centrale è che si sta spopolando la medicina generale, non ci sono più i medici, quelli più anziani se ne vanno e quelli più giovani non hanno alcun motivo o molto poco per restare. Ecco. Quindi le zone carenti stanno aumentando sempre di più. Anche per questo i medici di medicina generale dell'ULSS 3 Serenissima hanno scritto una lettera minacciando dimissioni e denunciando gli alti costi di gestione degli ambulatori e la difficoltà appunto di reperire nuovi medici per coprire i posti disponibili, in particolare nella gestione delle emergenze. Ci sono più medici che sono attratti da questa professione. Molto spesso questo fenomeno viene sottovalutato, ma che ci siano delle reali difficoltà è testimoniato dal fatto che in molte zone vengono attivate le attività di continuità medica o di altre forme contrattuali che prescindono dall'attività convenzionale e quindi dal rapporto fiduciario che è previsto dall'accordo collettivo nazionale. E quindi il medico può trovarsi di fronte, cioè il paziente si può trovare di fronte a medici che non ha mai visto e che sono stati attivati per una emergenza invece che avere un rapporto continuativo sempre con lo stesso medico. Nella lettera si esprime il disappunto anche sulla campagna informativa dell'ULSS per reperire nuovo personale, dando ambulatori gratis o sorreggendo le spese ai nuovi medici, una discriminazione a loro dire. La questione è tipicamente veneziana perché loro hanno delle peculiarità che sono proprie della città veneziana, hanno i costi molto più elevati dovuti agli affitti elevati, la logistica che è molto complicata. Tuttavia, e hanno opportunamente rivendicato le loro posizioni in una maniera secondo me molto garbata e intelligente. Queste sono le peculiarità veneziane, ma come dicevo sono comunque di pertinenza di tutta la medicina generale, di tutto il territorio nazionale, ma sicuramente del Veneto. L'appello è che si affronti la questione al più presto, partendo dalle basse retribuzioni fino all'individuazione di una programmazione sanitaria regionale che sostenga il servizio pubblico e la medicina di prossimità. Un altro tema che fa discutere, che fa anche litigare, è quello dell'autonomia e fa litigare all'interno del centrodestra. L'ultimo scontro a causa di una risoluzione depositata in Consiglio regionale dalla Lega è lo scontro tra il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il senatore Luca De Carlo, e il capogruppo leghista in regione, Alberto Villanova. Se qualcuno pensa di far passare un messaggio ai veneti, e cioè che ci sia un gruppo di persone capitanate dal Consiglio regionale Villanova che vuole l'autonomia e poi ce ne sia un altro, quello di Fratelli d'Italia, che invece l'autonomia non la vuole, si sbaglia di grosso e dice una grande bugia. Sinceramente questa reazione non me l'aspettavo e mi dispiace perché avere un attacco così non alleato in maniera gratuita non è sicuramente piacevole. Non c'è bisogno della tempesta di caldo per alzare le temperature già bollenti tra Lega e Fratelli d'Italia in Veneto e il casus belli è sempre quello, l'autonomia. Galeotta fu stavolta la risoluzione depositata dal capogruppo leghista in Consiglio regionale a sostegno della riforma e nella quale si esorta il governo a impegnarsi nel processo dell'autonomia. Per il vertice veneto dei meloniani uno sgarbo, prima di tutto, istituzionale. Quando si è alleati sempre. Si è un accordo di maggioranza per il quale ognuno presenta le soluzioni quando sono concordate. Se poi Villanova cambia le regole del gioco, le regole di ingaggio sono cambiate, per cui ognuno
presenta le risoluzioni che più gli aggrada, ne faremo tesoro di questo suo invito e presenteremo anche noi ciò che magari ci perplime un po' di più rispetto all'azione di governo. Ci tengo a precisare che in 3 anni, quasi 3 anni che sono capogruppo, non ho mai visto nessun progetto di legge, mozione o risoluzione di Fratelli d'Italia in via preventiva, li ho sempre visti una volta depositati. Questa è la prassi. Ma De Carlo va oltre il botta risposta e va oltre la procedura. Per il numero 1 di Fratelli d'Italia la mossa è quella di far credere ai veneti che ci sia chi l'autonomia la vuole e chi no in maggioranza. Una mossa che definisce profondamente ingenerosa nei confronti dell'alleato e dello stesso ministro Calderoli e puntualizza. È solo questo governo che ha portato in Consiglio dei Ministri la questione dell'autonomia, è solo questo governo che la sta portando avanti. È solo questo governo che vede protagonista Fratelli d'Italia. Villanova non può giocare a fare il +1 facendo credere di essere lui quello che vuole l'autonomia e gli altri dormono. Tutt'altra lettura, quella del capogruppo del Carroccio. La risoluzione che ho depositato con la firma di praticamente tutto il gruppo della Lega, di Zaia, serve solo a rafforzare quello che è un lavoro che viene fatto dal governo, grazie al lavoro del ministro Calderoli, grazie alla spinta di quello che è il governatore Zaia e sicuramente anche all'appoggio di Fratelli d'Italia con il primo ministro Meloni. Questa è una risoluzione che serve a contrastare tutte quelle forme di ostruzionismo che penso tutti quanti abbiamo visto in questi mesi, in questi anni, che sono trasversali e che cercano di bloccare una riforma che serve al Veneto ma serve a tutto il Paese. Allora concentriamoci verso i nostri avversari politici invece di dedicare gli attacchi agli alleati. La tensione insomma resta, così come resta quella risoluzione in Consiglio regionale che Fratelli d'Italia è intenzionata a non affossare, anzi, ma ancora una volta mettendo i puntini sulle i. Anche se non è stata concordata ed è un errore, noi la voteremo e cercheremo anche di emendarla ricordando ai veneti tutti gli step, cioè che prima nessuno ci aveva pensato, cioè che il governo Meloni l'ha messa nel suo programma e che il governo Meloni l'ha messa nel CDM in un Consiglio dei Ministri di febbraio e che il governo Meloni la sta portando avanti anche adesso e non ha nessuna intenzione di frenare. Insomma, la tensione l'abbiamo visto, resta alta. Adesso altri istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con Focus TG, un tema importante perché la scuola è ormai ai blocchi di partenza, parte la tradizionale caccia ai prof. In questi giorni sono in corso le nomine per le cattedre. Nel Vicentino oltre 500 studenti intanto si preparano agli esami di riparazione. Partita aperta per il reclutamento dei docenti per l'inizio dell'anno scolastico. Avviate le operazioni per le immissioni a ruolo nel Vicentino. Sono in corso anche le assunzioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Sono stati immessi in ruolo 260 insegnanti di sostegno con la procedura informatizzata. Questi docenti prenderanno il servizio il 1° settembre ed entreranno nel loro anno di prova. In riferimento invece agli insegnanti di materia, l'ufficio scolastico regionale ha immesso in ruolo dalle graduatorie regionali dei vari concorsi che sono terminati 7 docenti della scuola dell'infanzia in riferimento alla nostra provincia, 74 di scuola primaria e 315 insegnanti tra scuola secondaria di primo e di secondo grado. Operazioni che si concluderanno in questi giorni per poi affidare gli incarichi per le supplenze sui posti vacanti. L'anno scorso però abbiamo avuto poi il problema, e credo che ci sarà anche quest'anno, che abbiamo avuto la necessità di riconvocare più volte per coprire quei posti che erano risultati liberi per la rinuncia da parte dei docenti, tanto che alla fine abbiamo dovuto poi lasciare queste operazioni alle scuole per velocizzare.
E intanto il Vicentino traccia il bilancio dei promossi sopra la media nazionale e dei ragazzi che si preparano agli esami di riparazione. In Italia il 76,2% degli studenti è stato ammesso alla classe successiva. Per quanto riguarda Vicenza la percentuale è maggiore, abbiamo più del 90% degli alunni che sono stati promossi. In questo momento 503 studenti si stanno preparando ai cosiddetti esami di riparazione in quanto hanno avuto la sospensione del giudizio perché non hanno raggiunto la sufficienza in una o in più discipline. A Villaverla il servizio di scuola bus era a rischio per quest'anno scolastico. Il sindaco ha deciso di compensare la quota mancante attingendo alla sua indennità. Servizio di trasporto scolastico che era a rischio per quest'anno per i ragazzi della scuola media di Villaverla e le scuole elementari della frazione di Nuovoledo, ma che ci sarà poiché il sindaco ha messo a disposizione parte della propria indennità per integrare la quota mancante al fine di poterlo avviare. Le famiglie stesse hanno accettato di contribuire con una quota maggiore, pari circa il 55%, il costo del servizio. Ciò nonostante la loro buona volontà di aumentare per l'appunto la retta, i soldi non bastavano per assicurare il servizio e quindi questi 3.500 euro mancanti li abbiamo attinti dall'indennità del sindaco. Un servizio che era a rischio a causa del numero in calo della popolazione studentesca. È un servizio che abbiamo sempre assicurato negli anni, che però a causa del calo demografico e anche quello della popolazione scolastica, se pensiamo dalla terza media sono usciti 85 ragazzi e in prima elementare tra i due plessi ne entrano 35 e quindi questi numeri molto esigui di fatto a costo invariato del servizio hanno portato all'aumento delle rette stesse. E il sindaco rilancia sulle difficoltà dei piccoli comuni a garantire servizi ai cittadini mediante risorse limitate. Quello che penso non sia corretto è che questo debba essere l'ordinarietà, insomma i piccoli comuni si ritrovano a dover dare servizi ai cittadini nelle diverse fasce d'età, nonostante poi i contributi che arrivano da parte dello Stato siano sempre minori. Però noi ci troviamo a essere in prima linea nel dare risposte perché poi ci mettiamo anche la faccia ai nostri cittadini e quindi per quest'anno abbiamo optato per questa soluzione. A Bassano ora, dove c'è ancora grande cordoglio per la scomparsa dello storico Gianberto Petoello. Si terranno lunedì pomeriggio nella chiesa di San Francesco, nel cuore di Bassano del Grappa, i funerali di Gianberto Petoello. Lo storico è morto in seguito a un malore nella serata di mercoledì e la salma arriverà in chiesa dalla camera mortuaria dell'obitorio del San Bassiano. La morte di Petoello ha scosso in modo davvero profondo Bassano e i bassanesi, ai quali tanto il docente aveva dato nel corso delle sue molteplici attività. Era stato insegnante al liceo da Ponte e tantissimi studenti hanno voluto salutarlo con messaggi sui social o pubbliche manifestazioni di cordoglio. Ma anche quando il professore passeggiava per le vie e le piazze della sua città, trovava sempre qualche suo ex alunno che aveva il piacere di salutarlo e ringraziarlo per quanto aveva fatto. Petoello era stato anche amministratore cittadino, ricoprendo per più di 15 anni il ruolo di consigliere comunale. E anche in questo caso i sindaci e gli assessori che hanno avuto modo di lavorare o collaborare con lui sono stati in qualche modo segnati dalla sua visione, dalla sua capacità di sviscerare la storia di Bassano dalle origini ai giorni nostri. Ed era proprio la storia bassanese a rappresentare il cuore della sua passione. Ne conosceva dettagli sconosciuti ai più e quel che non sapeva lo andava a cercare negli archivi e nelle biblioteche. Fondamentale è stato il suo apporto, ad esempio, nella battaglia del comune contro la centralina che un privato avrebbe voluto costruire a 2 passi del Ponte Vecchio. La sua relazione, che partiva addirittura dalle tracce del ponte visconteo sul Brenta, è stata determinante tanto per la sovrintendenza quanto in sede di giudizio. Petoello era stato premiato con il San Bassiano alla cultura nel 2016, ma anche in quel caso aveva voluto condividere il riconoscimento con chi portava avanti la cultura e la storia di Bassano. E ora la città cerca qualcuno che possa raccogliere il suo testimone. Una notizia, quella della morte di Petoello, che ha davvero colpito al cuore la città, tante le testimonianze di cordoglio. La notizia della morte di Gianberto Petoello ha colpito Bassano come un fulmine a ciel sereno e chi ha avuto modo di lavorare con lui ne tratteggia un ricordo dalle molte sfaccettature. Persona stimata,
profonda, un conservatore delle cose che valgono, ma anche un innovatore nell'anima, perché tutto ha senso, anche la conservazione ha senso se viene vissuta, se viene rinnovata, se viene riproposta, se viene inventata. Ecco, e lui amava questo, amava essere un po' nell'antico e un po' anche nell'attualità. La scomparsa di Petoello colpisce doppiamente al cuore la città, perché se ne va sì uno studioso, ma se ne va soprattutto un uomo. Non era solo uno studioso, un ricercatore, era anche uno che sapeva comunicare quello che aveva dentro, nell'anima, nella testa, una bella mente, una bella persona. Lascia un vuoto notevole anche in me. Nei luoghi in cui Petoello amava trascorrere qualche minuto di serenità assieme ai suoi amici è grande il dolore. Era una persona veramente un signore in tutti i sensi, di una gentilezza e tutto. Scusi, perché sono anche un po' emozionata. Chi ha avuto la fortuna di frequentare il professor Petoello fuori dagli ambienti scolastici e accademici ne conserva un bellissimo ricordo, basato anche in questo caso sulla sua grande capacità di trasmettere l'amore per la città. Imparando anche perché era una persona di cultura bellissima e ha lasciato purtroppo e lascia un bellissimo ricordo. Quanto amava Bassano? Moltissimo, moltissimo, era la sua vita, sicuramente era la sua vita. Anche la sindaca Elena Pavan si unisce al dolore per la perdita di Petoello, ricordando come fosse un piacere, oltre che un arricchimento, ascoltarne le considerazioni e le proposte. La sindaca spiega di aver ricevuto dal professore riflessioni, idee, spunti e anche critiche, sempre dettate dalla volontà di migliorare alcuni aspetti della città. Proprio questa sua volontà di dare a Bassano e ai bassanesi l'aveva portato a vincere nel 2016 il premio San Bassiano, che gli era stato consegnato dall'allora sindaco Riccardo Poletto. Faccio mio il tesoro che lui ci ha lasciato, la passione per la cultura, per la storia della città e la capacità di mettere insieme davvero ogni punto di vista per farlo diventare la base delle scelte per il Bassano di oggi e di domani. Giovanni Petoello non di rado conversava con gli amministratori di ogni parte politica, perché era un uomo di grande apertura mentale e spesso dava consigli o faceva, come dire, vedere le cose da un punto di vista che non fosse quello della stretta quotidianità. Intanto a Bassano, cambiando argomento, resta il tema Baxi, tema di dibattito. Come prima cosa io ho già appuntamento con l'amministratore delegato di Baxi per il 25 di agosto per capire bene se debba passare comunque per forza per questa operazione complessiva e complessa, perché altrimenti se non c'è l'urgenza dei posti di lavoro, chiaro che cambiano i presupposti. Ci eravamo lasciati qui alle parole del sindaco Elena Pavan, ospite a Focus del nostro direttore Luigi Bacialli. Parole che annunciavano un incontro imminente, previsto domani, con i locali vertici dirigenziali di Baxi. Ieri il vice sindaco Andrea Zonta, ai nostri microfoni, ha delineato uno scenario in cui le sorti di Baxi e Pengo, legate finora da un cordone ombelicale che ha alimentato più le polemiche dei reali risvolti occupazionali e produttivi, saranno trattate dall'amministrazione separatamente. Sarà davvero così? Quel che sembra certo alla vigilia dell'incontro è che il futuro di Baxi sia ancora da scrivere e da capire fino in fondo. Ha scompigliato un po' le carte una comunicazione da parte di Baxi dopo questo pareggio in Consiglio Comunale, nella quale sembrava che Baxi dicesse abbiamo scherzato fin qui. La narrazione dunque riprenderà da qui, deve riprendere da qui, da un sindaco che vuole chiarimenti, che vuole capire se da parte dell'azienda si è fatto tanto rumore per nulla, come è emerso dalla lettera scritta proprio da Baxi il 4 agosto, o se ci sono effettivamente dei punti critici da affrontare. Però come? La città ha già ampiamente dimostrato di non gradire gli out-out e di voler preservare il verde di San Lazzaro, tendendo una mano ai lavoratori che sono e restano da tutelare. Baxi è un patrimonio per il territorio e soprattutto per Bassano, al punto che viene spontaneo fonderli in una crasi, in un abbraccio. Baxano, un binomio che merita rispetto e chiarezza.
Allora vedremo cosa uscirà proprio dal tavolo previsto oggi, dall'incontro previsto oggi. Noi restiamo nel Vicentino, ma torniamo a Isola Vicentina e parliamo di questa impresa da Isola Vicentina a Capo Nord in bicicletta. Lei è Elisa Coccolasta, trentenne che lavora nel digital marketing e racconta il suo viaggio realizzato da sola le settimane scorse con un obiettivo benefico: raccogliere fondi per aiutare i bambini del Mozambico. A sentirla, per noi la vedo, c'è Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Elisa Coccolasta, che è una vicentina, una trentenne di Isola Vicentina, che ha deciso per beneficenza di compiere un viaggio da Isola Vicentina a Capo Nord. Quindi è stata 2 settimane su 2 ruote in bicicletta, 200 km al giorno. Da cosa è nata l'idea di compiere questo viaggio? Sì, buongiorno a tutti. Era un viaggio che comunque sognavo da tantissimo tempo e i paesi nordici per me sono sempre stati affascinanti, e avevo saputo di una gara di corsa dell'anno scorso di amici che sono stati appunto a Capo Nord in bicicletta, e mi sono detta quest'anno perché non andare, e quindi nelle mie ferie lavorative ho deciso di partire. Così all'avventura. Il tutto per un'iniziativa, diciamolo, benefica rivolta allo studio dei bambini del Mozambico. Esattamente, io seguo un'associazione, si chiama ASEM, e opera in Mozambico e aiuta i bambini orfani ad andare a scuola e soprattutto anche ad avere un pasto al giorno, e di cui ho visto con i miei occhi. Sono scesa a novembre dell'anno scorso e ho proprio visitato questi centri, e il tutto mi è rimasto dentro. Sarebbero riduttive le parole di oggi, insomma. Quindi lei si è messa in sella alla sua bicicletta e ha viaggiato dall'Italia all'Austria, alla Germania, alla Finlandia, alla Norvegia, ma già dal primo giorno c'è stato la prima difficoltà. Sì, esatto, il primo giorno ho fatto un passo qui di montagna alla Pricca, e dopo 25 km che ero in salita il pedale della bici si è rotto, e quindi non potendo più salire con la bici l'ho portata a mano in salita. Pioveva anche sotto il diluvio, finché poi su al passo in Folgaria sono riuscita a sistemarli e poi ripartire. Poi tra l'altro ho preso anche la grandine poche ore dopo, quindi sì, veramente questa è stata una delle tantissime disavventure che comunque un viaggio porta sempre con sé. Un viaggio che lei ha compiuto da sola, e poi tra l'altro anche in ambienti in cui non c'era nessuno. Lei prima mi diceva c'erano soltanto renne e la strada. Sì, esatto, sono partita da sola, e soprattutto l'ultima mia settimana di viaggio percorrevo anche 150 km e non c'era nulla, ero io, le renne, i boschi e qualche macchina che passava, tanto che ogni tanto mi chiedevo: ma se la mia bici qua si rompe cosa faccio? Beh, per fortuna è andato tutto bene. Poi anche per dormire lei ha cercato l'accoglienza delle persone che riusciva a contattare anche attraverso un'app, ma mi diceva che nei momenti di emergenza ha dormito nella stazione dei treni, alle fermate degli autobus. Sì, esatto, cercavo sempre di immergermi un po' nella cultura locale, chiedendo proprio ospitalità, però tante di quelle volte sì, ho dormito nella stazione dei treni, oppure nelle fermate degli autobus, oppure anche lungo la strada ho dormito. Mettevo il mio materassino, il mio sacco a pelo e chiudevo gli occhi quelle ore e poi si ripartiva. Anche perché nei paesi comunque nordici, soprattutto quando si passa il circolo polare artico, la fortuna è che c'è sole 24 ore, quindi non era buio la notte, e questo era il mio vantaggio, diciamo. Ecco, la missione è stata compiuta, avete anche raccolto questi fondi che andranno ai bimbi del Mozambico? Sì, esatto, saranno tutti fondi che andranno giù, e non vedo l'ora che arrivino le foto anche dei kit alimentari che verranno acquistati, che di solito sono del riso, dell'olio e patate, quindi sì, il minimo indispensabile, però per loro è tanto, davvero tanto. Ecco, io ringrazio Elisa Coccolasta e restituisco a voi la linea allo studio.
Grazie a Luisa Bertini, grazie anche alla tua ospite, complimenti per questa iniziativa. Un aggiornamento di cronaca, lo leggiamo dalla Tribuna di Treviso, quindi torniamo nella Marca trevigiana. Esplode una bombola di gas all'isola d'Elba, feriti 2 ragazzi veneti, 2 diciannovenni di Castelfranco e di Cittadella stavano camminando in un vicolo quando sono stati investiti dall'esplosione, sono entrambi feriti. 2 turisti veneti di 19 anni coinvolti nell'esplosione verosimilmente innescata da una bombola di gas all'isola d'Elba. Secondo la ricostruzione del coordinamento 118 Pisa-Livorno, i 2 stavano camminando a piedi in un vicolo quando si è verificata l'esplosione. Hanno riportato ustioni di primo e secondo grado. Uno è stato portato al pronto soccorso di Portoferraio da un'ambulanza ordinaria, l'altro più grave portato con il supporto dell'elisoccorso all'ospedale di Padova. È accaduto all'isola d'Elba, 2 ragazzi di 19 anni di Castelfranco e di Cittadella. Torniamo nel Bellunese adesso e parliamo di infrastrutture ferroviarie. Ieri c'era grande attesa per il treno sperimentale da Milano a Calalzo, ma non tutto è andato per il verso giusto. Attesa ma con imprevisto. Piccola folla in stazione a Ponte nelle Alpi per quello che una volta era la Freccia delle Dolomiti. Gli appassionati dei mezzi ferroviari attendevano il treno sperimentale, che non arrivava, partito da Milano alle 7:30, che doveva fare tappa a Ponte alle 12:30 e poi arrivare a Calalzo alle 13:25. Tra loro anche uno storico della materia che a questa tratta dedicò il libro La Treviso-Calalzo. Questa linea qui una volta avevano un super treno interessantissimo, bellissimo, poi potrà anche non aver soddisfatto tanti, però nel complesso la Freccia delle Dolomiti a suo tempo, però questo non è una Freccia delle Dolomiti, questa è una prova sperimentale. In attesa in senso lato del treno, il consigliere provinciale delegato ai trasporti Dario Scopella ha proposto di studiare anche un passaggio per Feltre, dato che tra pochi mesi la linea sarà elettrificata e la cui stazione rientra tra quelle che saranno oggetto di lavori in vista delle Olimpiadi. È un qualcosa di già visto ma che manca in questo territorio e quindi credo sia una buona occasione per il nostro territorio, per la nostra provincia, anche in funzione delle Olimpiadi, ma non solo. Ero curioso di vedere che tipo di treno era, insomma. Sembra una bella cosa? Certo che è una bella cosa. È sempre interessante, è sempre un'esperienza diversa, nuova, che appassiona loro e insomma appassioniamoci. Dopo tanti anni di ferrovia mi piacciono ancora i treni. E di questo cosa ne pensa? Ma se sono rose fioriranno. Sono figlio di ferroviere, sono nostalgico, mi piace rivedere i treni di una volta, diciamo, e spero che con questa opportunità si rinnovi anche un po' l'attività della completa linea. Ce n'è bisogno. Treno atteso ma andato in ebollizione e fermatosi a Santa Croce. Il treno tanto atteso a Ponte nelle Alpi doveva arrivare alle 12:30 e invece un'ora dopo era ancora a Santa Croce del Lago per un guasto tecnico. Dopo un complicato rifornimento idrico necessario per raffreddare la locomotiva andata in ebollizione e relativa lunga attesa, il treno finalmente ripartiva arrivando con quasi 2 ore di ritardo a Ponte nelle Alpi, in una stazione recentemente rinnovata e di cui il primo cittadino ci parla. Tutti gli enti locali della provincia di Belluno, la Regione Veneto, il Ministero e Ferrovie dello Stato siano concentrate sul dare una grande opportunità al nostro territorio. Quindi non solo trasformare questa stazione di Polpette, Ponte nelle Alpi, stazione hub, quindi stazione centrale, ma metterla in connessione con Milano e con Roma. Quindi io ritengo che già il prossimo anno, quindi nel 2024, in vista anche del 2026, questa sarà una grossa opportunità concretizzata. Torniamo dalla Marca trevigiana, un'altra notizia viene da Asolo, videotrappole contro chi abbandona i rifiuti. Il comune di Asolo, leggiamo da Treviso Today, rafforza i controlli per prevenire il deposito e l'abbandono incontrollato di rifiuti nel territorio. L'amministrazione, grazie a un contributo regionale di 5.000 euro, acquisterà nuove telecamere mobili ad alta definizione per individuare i trasgressori. Si tratta di videotrappole mobili operative 24 ore su 24, facilmente spostabili e riposizionabili nei luoghi interessati dagli abbandoni anche in orario serale e notturno, così da contrastare con maggiore efficacia questo malcostume. La tecnologia interviene a supporto dell'impegno
contro il fenomeno degli abbandoni da parte degli agenti della polizia locale, intensificatosi negli ultimi mesi in collaborazione con i carabinieri forestali della stazione Asolo Monte Grappa, e quindi la soddisfazione del sindaco Mauro Migliorini. I furbetti, gli ecovandali sono avvertiti. Ci saranno queste nuove telecamere in azione. Una novità invece che riguarda a livello economico 2 aziende storiche del trasporto trevigiane. Una di queste era stata pesantemente colpita dalla grandinata di fine luglio, e cioè 2 imprese trevigiane che per i servizi di trasporto serviranno la base militare NATO di Aviano. A un mese dalla grandinata dei record, i danni sono ancora visibili alla Battistuzzi di Scomigo, tra Conegliano e Vittorio Veneto, ditta specializzata nel trasporto persone, 0 ferie e una corsa contro il tempo per rimettere tutti gli scuolabus su strada in vista di settembre. In queste situazioni o ti dai una mossa, ti su le maniche e dici dobbiamo andare avanti, quindi stiamo cercando di riparare quelli che ci stanno arrivando, i vetri e le sostituzioni, però dobbiamo comunque continuare, non è che ci possiamo fermare per una grandinata. Non solo però non ci si ferma, ma si rilancia. Battistuzzi, accanto a un'altra ditta trevigiana, Carraro e Tommasella, si è aggiudicato un'importante gara per i servizi alla base militare NATO di Aviano, una rete di imprese made in Treviso, quindi dai grandi numeri. Insieme all'amico Elio abbiamo messo in campo la nostra esperienza, la nostra serietà e la nostra storia, e lì è stata la nostra fortuna. Parliamo di 26-28 autobus, 30 dipende dalle situazioni, per circa 180 giorni all'anno. Portiamo circa 1070-1080 ragazzi a scuola tutti i giorni, che vanno dai kindergarten, vale a dire l'equivalente dell'asilo nostro, fino ad arrivare alle soglie dell'università. L'operazione ha consentito anche l'assunzione di nuovi autisti, profili sempre più rari sul mercato, ma stavolta si è trovata la quadra. Questione di stipendi, certo, ma non solo. La nostra azienda, per esempio, da 7 autisti, a parte con accompagnatrici, io ho firmato 38 contratti di assunzione nel giro di poco tempo. E devo dire anche il fatto che questo lavoro è dal lunedì al venerdì. Secondo me per gli autisti il sabato e domenica è molto più problematico da trovare. Tommasella parla anche in qualità di presidente dei tour operator della marca trevigiana. Per l'autotrasporto, dice, servono una svolta culturale e uno stop agli appalti al massimo ribasso. Bisogna dare valore sia alle aziende che fanno i servizi, non solo chi produce altre cose, ma i servizi devono essere un po' valorizzati, le aziende e anche di conseguenza il personale. Siamo in chiusura, diamo gli ultimi aggiornamenti dai quotidiani online. Allora vi ricordo, così facciamo anche una carrellata di quello di cui abbiamo parlato in questo Focus TG. La cresta sugli ingressi per la Basilica di San Marco, i 6 bigliettai licenziati incassavano soldi da disabili e categorie fragili. Ne abbiamo parlato anche il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, che dice confidiamo in queste indagini. Poi la reazione shock del cliente che ha preso per il collo la barista a Cornuda per il sovrapprezzo nello scontrino, e c'è tensione. Una notizia invece da Villorba, sparito dopo l'operazione per il tumore al seno, a 93 anni, era andata a casa in autobus da sola, c'era stata apprensione per questo. Allora, a proposito di persone sparite e poi ritrovate, rifacciamo vedere le immagini, ecco qui, grazie alla regia, grazie a Tony Esposito e Francesca Pezzo, perché può servire le immagini di questo ragazzo che si chiama Federico Lovison, di 27 anni, è scomparso da ieri sera dalla sua abitazione di Strana, zona via Garibaldi, presumibilmente a bordo della propria autovettura, una Fiat tipo modello nuovo di colore nero targata FG000ZX, ripeto FG 000ZX, ed è svanito nel nulla. È scattata ovviamente la denuncia per la scomparsa. Questo è il ragazzo, 1,82 m, corporatura magra, capelli corti di colore castano scuro e occhi castani, carnagione chiara, non ha tatuaggi né piercing. Purtroppo non si hanno notizie sull'abbigliamento indossato da Federico al momento dell'allontanamento, ma questa è la foto del giovane, foto che è stata diramata dalla prefettura e dalle forze dell'ordine, perché chiunque avvisti questo ragazzo possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso. È pregato di contattare il 112, di contattare i carabinieri e le forze dell'ordine. Si chiama Federico Lovison, ripeto,
era a bordo, è uscito con la sua macchina, una Fiat Tipo targata FG000ZX. Ovviamente cerchiamo di fare il possibile per aiutare una famiglia che è chiaramente in queste ore in uno stato di angoscia per la scomparsa di questo 27enne dal comune di Istrana. È davvero tutto per questa edizione di Focus TG, grazie per averci seguito, arrivederci.